È giusto incentivare chi si comporta secondo le regole o no? Ecco intervenire su chi non paga, a chi si arroga il diritto autonomamente di non pagare le imposte, a chi si arroga il diritto autonomamente di non pagare le imposte. È chiaro, su quelli bisogna intervenire, non c'è ragione alcuna per non farlo. Già questo regolamento, oltre alla ratificazione della TARI, c'è questo regolamento che prevede che tutte quelle piccole aziende, quelle piccole realtà che non superano i 1.000 euro all'anno di imposte non vengano percepite. Dal regolamento c'è scritto: le piccole realtà sono tutelate. Ancora di più, ripeto, sono state tutelate a mio parere quando si è data occasione loro di rientrare dalle forze rateizzazione. Non sono, io personalmente, il Movimento 5 Stelle, dell'idea che si può pensare di salvaguardare chi non paga appositamente per un fattore di tornaconto elettorale. Questo no. Chi non paga le imposte appositamente, lo ripeto, va perseguito e deve pagare, perché